Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto al titolo, noi siamo ai piedi della Scala. E perché? Perché in questi periodi, se accendete i vari social, voi vi rendete conto che sta succedendo qualcosa di importante a livello vibrazionale. Anche se non accedete i mass media di regime, vi rendete conto che a livello vibrazionale c'è grande fermento e quindi chiaramente sono tutti un po' in apprensione. Si cerca di fare qualcosa di tribale insieme, si palpa tranquillamente la paura che serpeggia fra le persone. Il vostro Marietto già anni fa aveva preavvisato le persone che i tempi stavano maturando e che in questo periodo ci sarebbero stati dei piccoli slittamenti, e così sta avvenendo. Comunque avete visto già nei passati mesi che l'Europa non è stata ferma a guardare, ha fatto non invadersi, ma diciamo che ha aperto, esteso e messo giù il tappeto rosso a tante persone che venivano dal sud dell'Europa. Questo perché? Perché chiaramente i maghi e i veggenti avevano già visto che fra un po' ci sarà qualche scintilla a est, e quindi di conseguenza mancavano scarponi da terreno, come si dice in gergo militare, e chiaramente a cavaldonato si guarda in faccia e hanno fatto arrivare di tutto e di più. E questo dobbiamo in un certo senso essere anche grati ai nostri governanti, che in modo molto diplomatico e soave hanno cercato di far arrivare gente che potesse darci una mano. Adesso queste persone ci sono, abbiamo visto anche che stanno usando tutti i sistemi per in un certo senso già darci delle dritte e degli inquadramenti, tipo ad esempio questo semi coprifuoco, ma questo ci sta bene perché sta arrivando un periodo di pioggia, un periodo un po' di temporaloni, come diceva Zio Giulio, e chiaramente vi ho già spiegato che Urano è nella casella del Toro, e quindi chiaramente a livello materiale qualche piccola scossettina ci sarà. Però noi sappiamo che nel sito del capitano.altavista.org ci sono i circuiti radionici gratuiti da scaricare, da attivare, quindi voi basta che seguiate il sito del capitano.altavista.org nella sezione dei PDF con i circuiti da scaricare, e potete tranquillamente attivarli anche per proteggere le forze dell'ordine, perché prevedo che nei prossimi tempi saranno messi sotto pressione. Quindi il vostro Marietto sta facendo la sua parte, però la sua parte la devono fare anche gli altri. Quindi parlo soprattutto per gente. Anni fa parlavo con una signora che mi diceva: sai, le donne non lasciano mai un uomo se non hanno già un uomo su cui aggrapparsi, infatti vengono chiamate le scimmiette. No? Saltano da un ramo all'altro. Ebbene, il vostro Marietto vi dice che alle scimmiette sta parlando, è ora di saltare nel stare attaccati al proprio ramo e indirizzarsi alle conoscenze esoteriche e magiche, perché qui i rami fra un po' verranno tagliati un po' a destra e a sinistra, e quindi il vostro Marietto vi consiglia di incominciare a studiare la magia, l'esoterismo e le buone dritte del Marietto e della Hildegard, perché stanno arrivando tempi di pioggia. Quindi noi in questo momento siamo ai piedi delle scale, le scimmiette sanno che devono cominciare a raddrizzare il tiro, a mettere le idee ben chiaro e cercare in un certo senso di fare gruppo e quadrato. Per il momento a livello tecnico vedo che in Italia la cosa sta andando bene, il governo sta reagendo bene a questa farsata, tutti sono d'accordo, combattono tutti nella stessa direzione, remano tutti nella stessa direzione. Si cerca di tranquillizzare persone, però bisogna dire che fra un po' inizierà qualche scintillina. Gli americani hanno già portato qui 30.000 militari e più 7.000 europei, quindi con 40.000 soldati un cuscinetto c'è, però è solo l'inizio. Quindi attivate i circuiti che trovate al sito al capitano.altavista per difesa della nazione italiana, della madre patria, e nei prossimi pillole darò altre dritte naturalmente gratuite per attivare e rinforzare questo ombrello energetico che già da 4-5 anni il vostro Marietto ha iniziato a attivare, mettendo nei
circuiti busby, dei piccoli numeri cosmici che creavano un ombrello vibrazionale per il nostro stivale. Bene cari amici, il Marietto per il momento ha finito qui, vi ringrazio di averlo ascoltato, vi chiedo se non avete ancora fatto di iscrivervi al canale di legare a Marietto Veneziano e vi ci trovare. Grazie cari amici, alla prossima, ciao!